Questo è Beethoven. E questa è la nona sinfonia di Beethoven. E alla nona sinfonia è legata una maledizione che dura nei secoli. Dopo aver composto la sua celebre nona sinfonia, Beethoven avrebbe voluto scrivere la decima, ma si ammalò e morì all'età di 56 anni. Da quel momento, una lunga schiera di grandi musicisti trovarono la morte dopo aver scritto la loro nona sinfonia. Schubert morì a 31 anni di febbre tifoide. Dvořák perì della stessa malattia. Mahler venne così impressionato da questa catena funebre che disse: è come se la nona fosse un limite, chi vuole superarla deve morire. Così, appena ultimata la sua nona sinfonia, si affrettò a comporre la decima, ma non fu abbastanza veloce e morì di infarto a 51 anni. Per aggirare la maledizione, Bruckner pensò bene di numerare le sue prime due sinfonie come 0 e 00, ma giunto alla settima, in realtà proprio la nona, si accasciò sul pianoforte senza vita. La macabra catena si tramandò nei secoli. Al suono della nona sinfonia persero la vita Kurt Atterberg, Malcolm Arnold, Alfred Schnittke, Roger Session, Egon Velez, Peter Manning, Ralph Vaughan Williams decedette la notte prima che iniziassero le registrazioni della sua fatale nona sinfonia. Il superstizioso Sibelius fu più cauto, giunto all'ottava sinfonia, si fermò e non ne compose altre. Visse 35 anni. Ma possiamo davvero chiamare caso una coincidenza che sfida la legge dei numeri? Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Così parlò Schopenhauer. Buonasera a tutti, benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Mi fa piacere vedervi numerosi. Questa sera abbiamo con noi lo scrittore Marco Cesati Cassin, che ci spiegherà con una specie di conferenza spettacolo, come l'hai chiamato, un altro punto di vista verso ciò che noi normalmente possiamo chiamare caso, coincidenza, destino. Sono delle parole che ripetiamo spesso, no? Se qualcuno di voi si ricorda in passato quel famosissimo film per cui è bastato perdere una coincidenza che la vita ha assunto tutta un'altra direzione. Sliding Door. Sliding Door, esatto. Ma spesso noi utilizziamo queste parole anche come sinonimi, è il caso, è la coincidenza. Vedremo questa sera avremo l'opportunità di sentire che cosa ne pensa questo splendido scrittore, perché se voi ricordate, qualcuno di voi ha letto sicuramente I Guardiani della Soglia, non siamo più qui per caso, comunque ne ha scritti molti altri, tra l'altro credo che siano anche editi ultimamente da Mondadori. Lascio la parola a Marco, noi ci vediamo nell'intervallo come al solito per i vari annunci e poi vi pregherei gentilmente di tenere le domande, se avete giustamente delle domande, per la seconda parte della serata. Grazie. Facciamo un applauso a Francesca che si emoziona sempre quando parla in pubblico. Allora, buonasera. Vi spiego come è organizzata questa serata. Io questa sera cercherò di sollevare le vostre emozioni più che di fare una lezione magistralis di quello che penso di cosa sia il caso, il destino. È una sorta di carrellata, come se voi in questo momento foste in una sala cinematografica e toccherò leggermente tutti gli argomenti arrivando fino alla fine di questo percorso, quindi partendo dal caso e arrivando alla fine. Perché? Perché questi argomenti devono essere approfonditi. Io ritengo che ognuno di noi ha un programma di vita che viene definito e vi spiegherò perché. Ma tutto questo poi, per chi vorrà partecipare, domenica mi pare 26, giusto, domenica 26 febbraio,
passeremo una giornata insieme, quindi belle 8 ore nutrite per tutte quelle persone che vogliono capire del loro destino, ma soprattutto come eventualmente migliorarlo, come modificarlo, come procedere nel miglior dei modi. 2 parole su di me e poi cominciamo. Io sono un ex gestore di alberghi. Il 18 di ottobre del 1991, poi lo racconterò durante la conferenza, mi è accaduto un fatto così forte che mi ha portato a iniziare questa ricerca, che ancora non è finita e ovviamente non finirà mai, che è le coincidenze non esistono. Quel 18 di ottobre purtroppo coincide con un fatto molto triste, che è la morte prematura della mia mamma. Noi siamo 4 figli maschi e durante la conferenza vi racconterò quel fatto pazzesco accaduto che mi ha portato a diventare oggi con un microfono davanti a voi, se no ovviamente non sarei qua. Ho iniziato a ricercare, ho deciso di abbandonare l'attività di gestione alberghiera e adesso mi occupo di scrittura di libri, di studio, ma anche di ricerca. E la ricerca è molto importante perché quando uno studioso porta la sua teoria, rimane teoria. Allora quando io a mia volta ho studiato tanti illuminati, tante persone importanti, poi ho detto ma sarà vero, ci sarà una prova, ho fatto molto San Tommaso. E alla fine quando uno mette da parte la paura, perché la paura è dettata semplicemente dall'ignoranza delle cose, io ignoro quindi ho paura, ecco che poi le prove arrivano, ecco che poi gli esempi, gli aneddoti, le testimonianze arrivano anche in prima persona e quindi oggi non ho più nessun dubbio con la mia piccola presunzione, ma è sempre la mia verità, come dico, ognuno di voi ha la sua verità. Non esiste una verità unica in questo mondo, la verità unica non fa parte di questo mondo. Io dico sempre che credo, sono una persona credente, non mi piace di parlare di religioni, ma dico sempre che una persona che ha fede crede ciecamente che cosa c'è dentro una stanza chiusa a chiave. Ecco, io ogni tanto, non so perché, mi capita una chiave e riesco a girare la maniglia, riesco a girare la porta, riesco a guardare un attimino cosa c'è di là. E quindi, dato che ho questa fortuna, mi è stata concessa questa fortuna, a questo punto la riporto, ve la racconto, vi dico, vi porto con me, anche perché, ultima informazione, io non ho nessun talento e questo è molto importante, non sono un sensitivo, non sono un chiaroveggente, non sono un tarocchista, non sono un pranoterapeuta, non ho nessun potere, perché a me piace parlare con le persone come me e dire venite qua a ascoltare cosa ho scoperto, sentite questa. Però non devo essere additato, vabbè, quello parla perché porta acqua al suo mulino. No, io non ho questi poteri, non li voglio avere ed è stato deciso così e quindi a me va benissimo. E quindi a questo punto possiamo partire, però bisogna spegnere le luci, se no non possiamo vedere niente. Proprio mentre stavo per partire, le luci si accesero. Ecco. Sì, ma Francesca mi imbarazzi così però, Basta. Anche tu sei una bellissima donna. Allora. Non siamo qui per caso, adesso questa non è una promo dei miei libri, del mio libro, questo è il mio best seller, ma non ha nessuna importanza. Io ho messo questa copertina che poi ci accompagnerà durante questa conferenza solo per dire che il caso non esiste e io spero che senza perdere tempo voi siate tutti d'accordo che il caso non esiste. Nulla accade per caso su questo mondo e fuori di questo mondo, perché tutto è frutto di una causa e un effetto, di un'azione e di una reazione, ovvero accade un fenomeno e questo porta a un altro fenomeno. Semplicemente quando noi non siamo a conoscenza del motivo per cui è accaduto quel fenomeno, genericamente lo chiamiamo è stato un caso, ma il caso non esiste. E quindi se non esiste il caso, esiste il destino. Questa parola che è stata molto un po' tirata per la giacca da tutti quanti continuamente. Era destino, il mio destino. Cos'è questo destino? Ecco, noi entreremo molto in questa parola che è molto affascinante, veramente affascinante. Però partendo da un concetto fondamentale, perché ci aiuterà a capire molto inizialmente il senso della nostra vita. Noi viviamo in un mondo duale, noi viviamo in una dimensione duale, la dualità. Vuol dire che noi viviamo in un principio degli opposti, ovvero non esiste nulla su questo mondo senza il suo opposto. Ed ecco perché noi possiamo apprezzare l'opposto che ci interessa. Per esempio,
A me piace il caldo perché esiste il freddo, se non ci fosse il suo opposto non saprei valorizzare il caldo. La luce perché è il buio, l'estate perché è l'inverno, la salute perché è la malattia, la vita perché è la morte. Ogni cosa al suo opposto. Pensate che questo è un principio ermetico del 3500 a.C. Perché vi sto dicendo questo? Perché anche il destino, come ogni cosa, ha il suo opposto, che è il fato. Il fato è lo stesso significato del destino, ma al suo opposto. Quindi, se il destino è dettato dalla conoscenza dei fatti, il fato è dettato dall'ignoranza dei fatti. Ecco perché noi la chiamiamo è stata una fatalità. E poi ovviamente siamo bravissimi subito a dire è stata una tragica fatalità. Perché non diciamo mai è stata una bellissima fatalità. Perché noi siamo sempre abituati a pensare male, no? Mai a pensare bene. Allora il destino è dettato dalla conoscenza dei fatti. Vuol dire che se io sono una guida alpina e dopo 10 anni che accompagno questi turisti cado in un crepaccio, sono a conoscenza di svolgere un mestiere molto pericoloso. Quindi può succedermi questo, non è una fatalità. La fatalità è che io finisco questa conferenza, esco di qui e mi cade la classica tegola in testa. Non potevo immaginarlo, non potevo prevederlo, ma non è che la tegola è caduta per caso, è caduta a sua volta per tutta una serie di ragioni, di causa ed effetto, di cui io sono assolutamente ignoro il motivo. Quindi c'era l'operaio che in quel momento era stanco perché aveva dormito poco, perché la sera prima aveva bevuto, perché aveva scoperto che la moglie gli faceva le corna, c'è tutta una storia dietro che io non so, ma in quel momento la tegola cade in testa a me, e quando cade in testa a me, cade in testa a me per un preciso motivo. Anche lì il caso non esiste, c'è una sincronicità di avvenimenti. Quindi a questo punto noi dobbiamo ammettere che il destino, che è un programma di vita, ne parleremo tra poco, ha un suo posto che è il fato. E uno dice: perché esiste il fato? È una lezione enorme, io dico sempre, grandiosa. E adesso vi faccio vedere perché è una lezione grandiosa il fato per tutti quanti noi, tutti i giorni che noi ci alziamo dal letto. Questo è un bellissimo film di Clint Eastwood che si intitola Hereafter, che io consiglio a tutti di vedere perché è veramente fatto molto bene, e Hereafter in inglese vuol dire al di là, e spiega perfettamente il senso di quello che vi voglio dire. Questa è la prima scena molto ben fatta, dove spiega come una qualsiasi tranquilla vacanza di Capodanno a Phuket, che poi è realmente accaduto, possa essere rovinata da uno tsunami che arriva all'improvviso, imprevisto per tutti. Questa è una fatalità. E la fatalità è all'ordine del giorno, non bisogna avere il maremoto, lo tsunami per rovinare tutto questo. La fatalità è qualcosa che noi non possiamo prevedere. È inutile che vi dica di aprire il giornale e leggere notizie. Purtroppo capita molto spesso. Allora perché c'è la fatalità? La fatalità c'è perché ci deve portare con forza, trascinarci su un concetto fondamentale che dice qui, ora, presente, vivi nel presente. Qualcuno qualche secolo fa disse: chi voresse lieto, lieto sia, del dimani non v'è certezza. Vivi oggi perché tu non sai domani cosa ti succede, fai tutto oggi, goditi oggi, prendi più consapevolezza, prendi più potere del tuo qui e ora. Fernando Pessoa, grande scrittore portoghese, disse una frase bellissima: nasciamo senza saper parlare e moriamo senza aver saputo dire. Quanto è vero, quante volte noi non riusciamo a dire qualcosa ai nostri cari, lo rimandiamo continuamente e poi alla fine non lo diciamo mai. È sempre così. Il destino è la nostra vita, è il nostro programma di vita, però ti prego di spegnere il cellulare o di allontanarti, se no io non riesco proprio a parlare, mi distrai. Grazie. Allora, cosa vuol dire il programma di vita? Vuol dire che noi viviamo una vita composta da tanti fattori, ma il principale, ricordatevelo sempre, è la motivazione. Una persona vive tanto a lungo quante motivazioni ha quando si alza la mattina.
Per esempio, io ho catalogato circa 250 coincidenze, storie meravigliose accadute e ne ho presa una che è accaduta, l'ho portata questa sera apposta perché è accaduta a Conegliano Veneto e mi aveva molto colpito quando l'avevo letta, perché quando io leggo questi filosofi che dicono della motivazione, poi vado a cercare se è vero e alla fine è vero, perché quando io leggo che a Conegliano Veneto, testuali parole di questo giornalista, si erano conosciute da bambine e se ne sono andate insieme, molte cose le legavano. Le nobildonne Alberta Fabris e Teresa Graziani, le più anziane della città, avendo superato il traguardo dei 107 anni, rispettivamente lo scorso maggio e giugno, si sono spente la notte scorsa nella casa di riposo Fenzi, dove erano ospiti e se ne sono andate a distanza di poche ore, una dall'altra, una ignara dell'altra. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste due donne erano amiche da 100 anni e la motivazione era proprio questa amicizia. Le anime lo sanno e quindi non c'è bisogno che ci sia una telefonata, un'informazione. In quel momento Alberta Fabris se ne va, Teresa la segue subito perché non ho più nessun motivo per venire in questo mondo, a parte che a 107 anni, tanto tutti di cappello, no? Ecco la motivazione che se ne va. Poi c'è un'altra storia che è successa circa 10 anni fa ed è la coincidenza che oggi ancora non riesco a dare ancora un significato profondo di come possa essere successo, ma soprattutto perché. La motivazione di questa donna a Budapest, che abitava col marito senza figli in un bellissimo palazzo d'epoca al secondo piano della via centrale, e la motivazione era questo grande amore che aveva per quest'uomo. Non avevano figli, ma lei era veramente felice, classico poi di una donna dell'Est. Quella mattina di primavera non era venuta in servizio e quindi questa donna si mette a fare le pulizie lei e a un certo punto apre l'armadio del marito e mette a posto tutte le giacche. Mettendo a posto le giacche trova dentro una giacca una lettera e vede che è indirizzata a una donna che non è lei. Quindi incuriosita apre questa lettera e scopre, ahimè, che il marito ha un amante. In quel momento quella sua forte motivazione crolla e quindi questa donna prende la lettera, corre in bagno, vomita anche l'anima, piange a dirotto, entra nel salone, apre questo grande davanzale, si mette in cima al davanzale e con le mani chiuse dentro la busta, a un certo punto piangendo a dirotto, nessuno si accorge di niente, la gente che passeggia via l'alberato, le macchine che scorrono, si va a sfracellare sul marciapiede. Solo che invece di sfracellarsi sul marciapiede prende un passante in pieno, lo uccide sul colpo e lei ha un sacco di fratture e si salva. Ma la coincidenza pazzesca, allucinante, è che il passante era il marito che stava tornando a casa. No, io vorrei sapere che tutte le volte che dico questa coincidenza le donne si fanno delle risate che non finiscono più. E poi ci sono gli uomini con la mano che piano piano vanno lentamente verso il centro dei pantaloni. È automatico. Ma una risata così era un pezzo che non mi sentivo, E io ancora oggi non riesco a trovare una motivazione, perché neanche se l'avesse preso di punta sarebbe riuscito a prenderlo. Impossibile. E invece doveva morire lui e rimanere in vita lei. È una cosa assurda, è una cosa che mi affascina, ma ancora non riesco a trovare un significato, lo troverò prima o poi. Comunque il senso è questo, che il destino di questa persona era morire per lasciar vivere sua moglie. E quindi arriviamo a parlare ancora di destino, arriviamo a dire che ci sono dei meccanismi che si mettono in atto e che io ritengo che siano già decisi, cioè io ho trovato delle prove, ovviamente stasera non ne posso dimostrare e parlare, ma ne parlerò ampiamente nel seminario che chi parteciperà, che tutto è previsto, c'è un programma di vita, c'è un programma che è già definito. Ecco, la prima persona che disse che il programma è già definito è una persona molto importante nell'ambito degli studi spirituali e esoterici perché ha vissuto nel 1800. Questa persona era Madame Blavatsky, che era una donna di origine russe, molto dotta, che aveva creato la società teosofica, ovvero la teosofia, Teo, Dio, Sofia, saggezza, quindi la saggezza divina. All'epoca l'Inghilterra era un impero e quindi cominciarono tutti ad andare a visionare, a vedere, conoscere le antiche religioni dell'India, quindi gli Indù, i Veda e via dicendo, e quindi estrassero il meglio di questi studi e fecero questa teosofia. Bene, questa donna disse qualcosa che per me è fondamentale, che è questa frase sul destino, che è la più bella che io abbia mai trovato. Il destino altro non è
che è il programma che l'anima decide di svolgere all'interno di quel corpicino, in comune accordo con forze superiori, perché è utile alla sua evoluzione. Ed è sacrosanto. L'anima vede il programma, poi spiegherò perché si vede. Ricordiamoci che noi viviamo in una dimensione temporale che è dettata dallo spazio e dal tempo. Quanto tempo percorro, quanto tempo ci metto ad andare da qui a là. Ed ecco perché noi abbiamo necessità di percorrere, ma dall'altra parte non c'è questa necessità. E quindi è tutto insieme, tutto è. E quindi c'è la possibilità di vedere qual è lo schema che si svolge, che è un insieme di ingredienti di cui la maggior parte non si possono più modificare, perché non dipendono e non sono dipesi da voi. La maggior parte sono dipesi addirittura dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri bisnonni, dalla società, dai condizionamenti, dalle leggi e tanto altro. E quindi a questo punto il libero arbitrio si riduce molto, molto. Il libero arbitrio agisce su un'altra traiettoria che è lo spazio-tempo, non la direzione. Quindi rallentare, velocizzare. E quindi a questo punto io vi voglio far vedere altre frasi sul destino per sollecitare un po' la vostra curiosità, per sollecitare un po' la vostra... sono frasi una diverse dall'altra e vedere quali secondo voi sono quelle più che vibrano col vostro pensare. me l'ha mandata, questo me l'ha mandata uno che si è sposato 4 volte, però la trovo divertente come chiusura. Alta Scozia, fine 1800,
fa molto caldo, è estate, un contadino sta arando i campi. A un certo punto sente un bambino che urla, aiuto, aiuto! Corro a vedere in mezzo a un cannetto, c'è un bambino che sta sprofondando, ormai manca pochissimo dentro le sabbie mobili, sta per morire. Il contadino ha in mano un rastrello e quindi cerca in tutti i modi di salvarlo, alla fine con tanta fatica ce la fa. La mattina dopo si presenta davanti alla catapecchia del contadino una bellissima carrozza con dentro il bambino salvato il giorno prima e il papà che guida il cavallo. Esce dalla catapecchia il contadino e il ricco signore dice: lei ha salvato mio figlio ieri? E lui dice: sì, bene, la voglio ricoprire d'oro perché per me è la cosa più importante che esista. E lui invece: no, guardi, io l'avrei fatto per chiunque, non si preoccupi, non voglio assolutamente niente. Insomma, il ricco signore insiste e il contadino non vuole nulla. E quindi dopo aver ringraziato tante volte, gira il suo cavallo e fa per andarsene. Mentre gira il cavallo e fa per andarsene, con la coda dell'occhio, vede uscire dalla catapecchia del contadino il figlio del contadino, che allora aveva 7 anni, doveva chiedere una cosa al papà. Papà, papà! E quindi con la coda dell'occhio vede il bambino uscire. Se quel bambino fosse uscito 10 secondi più tardi e il ricco signore non avesse visto quel bambino, il destino dell'umanità sarebbe cambiato, dell'umanità. Invece lui lo vede, ferma il cavallo e dice: ma scusi, quello è suo figlio? E lui dice: sì. Beh, allora mi lasci perlomeno l'occasione di pensare ai suoi studi, perché lei non lo manderà mai a scuola. In effetti allora la differenza sociale non permetteva ovviamente ai contadini di mandare i loro figli a scuola. E quindi il contadino accettò, con i soldi del ricco signore, manda a scuola suo figlio, il quale studia molto, è molto bravo a scuola, si laurea in medicina, scopre la penicillina, salva milioni di persone, ottiene il premio Nobel della medicina e il suo nome è Alexander Fleming. Il figlio del ricco signore si sarebbe ammalato di broncopolmonite, sarebbe stato salvato dalla penicillina scoperta dal figlio del contadino, avrebbe anche lui ottenuto il premio Nobel della letteratura e il suo nome era Winston Churchill. I due protagonisti hanno ammiccato, hanno risacchiato, c'è del vero, non c'è del vero, una parte vera, una parte leggenda, non ha importanza. Il messaggio importante è che anche da un piccolo, all'apparenza insignificante incrocio di destino, di contatto, di conoscenza, possono accadere cose pazzesche. La famosa frase, un battito d'ali di farfalla in Brasile può generare un uragano in Giappone, che non è una frase buttata lì, perché io sono andato a prendere, a studiare. Perché c'è questa frase? Perché un annoiato meteorologo inglese in una calda torrida estate di Londra era così annoiato negli anni 70 che decise di mettere come previsione uno 0,000000001, senza pensare che quello 0001 sommata a tutta un'altra serie di previsioni avrebbe causato dei tifoni inesistenti in Giappone. Ecco perché. È molto semplice. Noi siamo pieni di luoghi comuni, dicerie che partono da una base. Perché si dice venerdì 13, per esempio? Non ve lo dico al seminario. Adesso vi faccio vedere invece qualcosa di molto importante, che è il fatto che noi siamo tutti interconnessi. Noi siamo tutti collegati. Il problema è che non ne siamo consapevoli. Il problema è che la maggior parte dell'umanità non lo sa, ma è collegata lo stesso. E quindi i fatti gli accadono, sia che loro lo vogliono che non lo vogliano, e sono sempre per loro. Questo pezzo di film, che dura 2 minuti, lo dimostra pienamente e lo trovo fantastico. Un altro film meraviglioso che è Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt, che parla del senso del tempo e dell'amore. Io ho detto all'inizio che noi toccheremo come una farfalla leggera tutti gli argomenti, quindi io devo già andare avanti, non parlerei per ore del destino e del fato, ma adesso tocco un altro argomento che sono le coincidenze, perché fanno parte ovviamente di questa tematica. Le coincidenze poi sono qualcosa di affascinante, qualcosa di sempre visto in modo molto positivo, però a me preme dirvi perché io mi occupo di coincidenze, perché alla fine la storia di ognuno di noi si basa su qualcosa di particolarmente forte se uno arriva poi a farlo diventare il proprio lavoro. E quindi è importante che voi sappiate questa mia storia personale. Siamo nel 1991,
Ovviamente voi sapete che nel 91 non esistevano questi qua, non c'era internet, era appena arrivato il fax. Noi siamo 4 figli maschi, mia madre era un avvocato, mio padre è un medico e erano separati a 10 anni. La prego, la scongiuro perché sennò io non riesco a concentrarmi, proprio perdo, non è facile ricordarsi tutto. Basta mettere il silenziatore, grazie. Allora, in quell'epoca io mandavo sempre mia madre in vacanza negli alberghi e allora mia madre mi chiese di andare in Marocco, ad Agadir. E dopo 2 giorni che era arrivata, mia madre adorava stare a prendere il sole, mi chiama il direttore e mi dice: guarda che tua madre non esce di stanza, ha sempre il mal di pancia, sta male. Ma no, non è possibile, dai, figurati, una lucertola. E invece noi 4 figli maschi continuiamo a chiamare e lei è perennemente chiusa con la bolla dell'acqua calda sulla pancia. E quindi io, preoccupatissimo, allora non mi trovavo a Milano, chiedo a mio fratello maggiore di recarsi subito, appena la mamma rientra, alla Malpensa e portarla subito in ospedale. Detto fatto, la prende, la porta in ospedale alla clinica San Giuseppe in via San Vittore a Milano e purtroppo la diagnosi delle più funeste, delle più terribili, che è praticamente un tumore così stato avanzato che aveva preso pancreas, intestino, fegato e non c'era assolutamente più nulla da fare. Le avevamo dato da 1 mese a 3 mesi di vita. Era il 10 settembre del 91, mai diagnosi fu più tanto funesta perché mia madre spirò il 18 di ottobre, quindi 38 giorni dopo. Ma che cosa è successo di così particolare? È successo che mia madre abitava in un bilocale da quando era separata da mio padre, che era composto da una camera da letto, un salottino e una cucinotta. E noi avevamo preso le 2 sacche della vacanza, le avevamo letteralmente buttate tra il letto, lo spazio che c'era tra il letto e l'armadio, che era veramente stretto. E ogni volta che mia madre si svegliava dalla morfina che veniva periodicamente iniettata dall'infermiera laica, si girava, guardava le borse e faceva per alzarsi. Noi eravamo a turno 6 ore ciascuno, per 24, siamo 4 fratelli, abbiamo cominciato sempre a fermarla a dire: ma mamma, cosa fai? Ma devo mettere via la roba? Ci sono ancora le sacche chiuse? Arriva mia sorella, lei odiava il disordine, odiava le cose messe fuori posto. Ma mamma, non ti preoccupare, se le cose le mettiamo via noi, non ti preoccupare, adesso riposati, infermiera, venga a fare l'iniezione, che si è svegliata mia madre. E così è andata avanti per tutti i giorni, ogni volta fammi mettere via la roba, devo mettere via la roba, e ogni volta noi la rassicuravamo che lo avremmo fatto noi, e noi invece non l'abbiamo mai fatto, perché per noi era una tragedia, era qualcosa di allucinante, quindi per noi era l'ultimo dei problemi, aprire delle borse con dentro pareo, costume da bagno e asciugamani di una vacanza con nostra madre che stava morendo. E invece lei era ossessionata, ogni volta si girava, guardava le borse e fammi mettere via questa roba. E noi tutte le volte: mamma, non ti preoccupare. E nostra madre è morta con le borse chiuse. Non c'è stato niente da fare. Andiamo in chiesa, andiamo al cimitero, torniamo a casa noi 4 fratelli stravolti. E il mio fratello più piccolo, che aveva un monolocale al piano di sopra di dove viveva mia madre, dice: vado a prendere i block notice e ci dividiamo i compiti. Sapete quelle cose che si fanno in quei momenti dove uno deve fare qualcosa per forza, quindi uno si sarebbe occupato dei clienti dello studio della mamma, un altro avrebbe fatto gli inventari dei mobili in casa e via dicendo. Va bene, dopo qualche minuto torna giù, spaventatissimo, con in mano quelle vecchie segherie telefoniche di una volta, quelle che avevano dentro quelle piccole cassettine con i nastri che c'erano una volta. E noi lo guardiamo e diciamo: cosa c'è, Andrea? Perché quella faccia? Vi prego, ascoltate anche voi. Perché mentre noi eravamo a seppellire nostra madre, era arrivata una sola telefonata, una, che diceva: ecco, lo sapevo, così non ho fatto in tempo a mettere via la roba. Andrea, sono la mamma, comunque adesso devo andare, ciao. Io da allora, era il 20 di ottobre del 1991, ho detto: non è possibile, non è possibile. Non può essere una coincidenza, e ho cominciato a occuparmi di questo. E ho la fortuna, dato che sono ricercatore, di avere la registrazione di quella telefonata di 26 anni fa. E adesso ve la faccio sentire. Ecco, così non potremo più mettere via la roba.
Capite che è una cosa molto forte questa, più inimmaginabile per me in quell'epoca, avevo neanche 30 anni. E quindi inizia questa lunga ricerca. Io oggi vi posso dire con assoluta certezza che ovviamente quella non era mia madre, non era la voce di mia madre, ma era assolutamente il suo modo di parlare, era assolutamente la sua cadenza e i suoi termini. E quindi oggi posso dire con assoluta certezza che era il corpo astrale di mia madre, che dura circa 10 giorni, che ha trovato un canale disponibile in questa donna, e quindi in quel momento questa donna era mia madre, che ha composto il numero di telefono di casa di mio fratello minore per lasciare ancora una volta quella cosa che si era portata, quel pensiero ormai ossessivo che si era portata dalle borse che non aveva aperto. Ecco, vedi, così non ho fatto, sono andata, non ho fatto in tempo a mettervi la roba. Però tutto bene, Andrea, ciao! Perché Andrea poi, essendo il più piccolo, il più coccolato, abitava nello stesso palazzo di mia madre, noi invece eravamo rimasti con il nostro padre, e quindi c'era questo legame molto forte. Ed ecco che lì comincia la mia strada. Ecco che lì comincio a cambiare, a dire non è possibile, e molto probabilmente il mio destino era questo, che dovevo piano piano abbandonare la mia attività di gestione alberghiera per occuparmi di questo, e alla fine sono arrivato. Questa è la mia mamma, morta a 58 anni. Pensate che io oggi aiuto tanta gente a trovare i propri cari, io conosco una marea di persone che hanno la possibilità di andare in contatto con i nostri cari, serie, e in poco tempo le posso mettere in contatto. Pensate che invece io ci ho messo 15 anni a ritrovarla, anche lì era destino che io ci mettessi tutto questo tempo. Ecco, raccontato questo fatto personale, proprio per dimostrarvi da dove nasce la mia ricerca, cominciamo a parlare, ma anche qui con un tocco di ali di farfalla e niente altro, di queste coincidenze, che sono qualcosa di meraviglioso. Io ho scritto che le coincidenze sono quei lampioni che si accendono su quel viale alberato, ombroso, un po' scuro, che è il nostro destino, quindi ci illuminano, ci dicono dove andare, cosa fare. Carl Gustav Jung, grandissimo uomo esperto di sincronicità, di sincrodestino, disse: una coincidenza è un fatto accidentale che casuale non è. Vale a dire che all'occhio sembra qualcosa che arrivi, ma invece no. Ma per essere una coincidenza, attenzione, è molto importante che parta da un pensiero nostro e l'altra cosa che coincide non parta da un pensiero nostro, se no non è una coincidenza. Quindi la coincidenza, per esempio, più comune è: ma chissà che fine ha fatto Franco che è 3 anni che non sento? Drin, suona il telefono ed è Franco. Questa è la più comune che succede. Attenzione, non che fine ha fatto Giovanna che è 2 giorni che non mi chiama. Franco che 3 anni che non sento. In quel momento arriva la telefonata. Questa è una coincidenza classificata premonitiva. Le coincidenze premonitive sono le più comuni. Ovviamente anche altra coincidenza premonitiva molto comune è quella dei sogni, quando si sogna qualcosa che accade a qualcun altro e poi si verifica e poi avviene veramente. Ecco, a questo punto uno dovrebbe prendere seriamente questi messaggi, dovrebbe farli suoi, perché questi messaggi, come diceva Jung, diventano molte volte coincidenze numinose, con la N, non con la L, che vuol dire con sapore mistico, con sapore divino, perché è una cosa che riguarda solo te e nessun altro. E molto in mente quella coincidenza al di fuori, vista dal di fuori, non viene neanche compresa, non viene neanche, tutto qui. Invece per voi in quel momento aveva un'importanza così potente che assume un aspetto appunto luminoso, ovvero permeato di mistico, di divinità. È così che è. Le coincidenze sono tantissime, sono classificabili. Io oggi, stasera, vi parlo solamente di un paio di categorie di coincidenze. Quella, per esempio, che è un'altra più comune, è quella dei numeri. Coincidenze numeriche. Anche qui c'è sempre un difetto. Noi siamo capacissimi a dire coincidenza numerica, ma ci piace sempre trasformare il numero. Per esempio 1475 non rimane 1475, diventa 1 più 4 più 7 più 5 che è la mia data di nascita. No, è 1475, lo devi lasciare lì, non lo devi modificare, perché il messaggio deve essere diretto, deve essere soprattutto inopinabile, deve essere soprattutto al di là di ogni dubbio. Se no scompare. Pensate che i numeri, se noi vogliamo avere un significato, sono legati semplicemente o a date di nascita, o a date di morte, o a compleanni, o al massimo al numero civico dove io sono nato e cresciuto. Quindi ci possono essere dei messaggi trasversali che arrivano da chissà dove.
Ma noi siamo sempre campioni del mondo a far diventare un numero qualcosa che a noi ci conviene. E quindi per dirvi questo, trovo questa notizia sul New York Times che adesso vi leggo. John Burns quella mattina si svegliò ed era il suo 55esimo compleanno. Notò che erano le 5:55 e sorrise. Ci mise circa 55 minuti per fare colazione e vestirsi e quindi accese il televisore e notò che era rimasto sintonizzato dalla sera prima sul quinto canale. John esce fischiettando dal suo appartamento al quinto piano e prende la linea numero 5 della metro per andare a lavorare. Quella mattina in ascensore conta le persone e si accorge che sono in 5. Quella mattina per la prima volta conta qual è la porta dall'ascensore del suo ufficio e vede che è la quinta porta. John, essendo un tipo sveglio, comincia a domandarsi se tutti quei segnali sul numero 5 non significassero qualcosa. Entra nel suo ufficio e si accorge che probabilmente un inserviente delle pulizie, di quelli che vengono la mattina presto, aveva dimenticato sulla sua scrivania un giornale di ippica. John ovviamente lo prende e ovviamente va a pagina 5 e cerca ovviamente la quinta corsa e si accorge che tra i cavalli ve n'era uno che si chiamava Lucky Five. No, questo era troppo. Il segnale era veramente potente. Quel giorno era il suo giorno e con l'adrenalina a 1000 prende il telefono, chiama il libratore e scommette, ovviamente, $5.000 su Lucky Five vincente. Attende tutta la giornata completamente eccitato e aspetta proprio le 5 del pomeriggio per completare perfettamente il cerchio per sapere com'è andata la corsa. Arrivano le 5, prende il telefono, chiama e chiede: allora, com'è andato il mio Lucky Five? E la libratore con voce squillante gli risponde: bene, è arrivato quinto? È stato deriso, è stato intervistato, non poteva arrivare che quinto, l'universo non sbaglia, siamo noi che portiamo a nostro piacimento le cose. Non poteva che arrivare quinto per seguire questa meravigliosa scia magica del numero 5. Siamo noi che lo vogliamo far diventare primo perché vogliamo arraffare i soldi. Ecco perché. E questa è una notizia presa dal New York Times. Allora a questo punto le coincidenze ci aiutano ad andare avanti, ma attenzione che le coincidenze devono essere supportate da una forte capacità di percezione, da una forte capacità di intuizione. Noi abbiamo tutta l'intuizione che ci governa dentro il cervello, che è l'epifisi, che è collegata poi con, sapete, il famoso terzo occhio degli indiani qua, perché qui c'è l'ipotalamo che si collega col suo filamento all'epifisi. E quindi noi dobbiamo essere intuitivi perché l'intuizione agisce dai 0 ai 2,7 secondi, non oltre. In quel tempo noi siamo privi di logica, privi di razionalità, noi siamo esseri puri e quindi siamo su una regola fondamentale del vivere che dovremmo seguire sempre. Il segreto della vita non sta nel capire le cose, il segreto della vita sta nel sentirle. Quando io sento sono me stesso, quando io ragiono come si dice con la pancia, perché dico ragiono di pancia? La mia pancia mi diceva che non mi piaceva quello, poi l'ho sposato e sono rimasta fregata. Perché? Perché qui c'è il plesso solare. E cos'è il plesso solare? Il plesso solare semplicemente è l'opposto del nostro cervello. Noi siamo nel principio duale, anche noi siamo governati da due parti. Una si chiama personalità e ci trascina verso il basso, quindi l'ego. L'altra invece è l'individualità e ci trascina verso l'alto, lo spirito, l'anima. Ecco perché è importante comprendere quanto noi dobbiamo sempre cercare di elevarci e ovviamente come il denaro è lo sterco del diavolo, dare l'altruismo è la moneta d'oro di Dio. Ci sono sempre gli opposti, solo che noi non ne siamo in grado di farlo e vi assicuro che quando uno è altruista, appena poi vive da Dio, sta benissimo perché riceve tantissimo, tanto che voi non potete immaginare. Il problema è che la gente non ha il coraggio di fare questo. Non ci riesce. E quindi a questo punto noi andiamo avanti e vi voglio raccontare questa piccola coincidenza molto importante, storica, per dimostrare quanto è importante l'intuizione per risolvere un problema di vita che anche a voi potrebbe accadere. John Booth ha ucciso Abraham Lincoln, è un assassino terribile, e John Booth però pochi sanno che aveva un fratello che si chiamava Edwin Booth. Questo fratello era il più grande attore di teatro e recitava Shakespeare in modo incredibile, calcava tutti i palcoscenici degli Stati Uniti d'America, era veramente bravo, applauditissimo. Ovviamente quando il fratello ha ucciso il presidente Lincoln, l'onta, la vergogna, come posso io andare ancora a recitare sui teatri quando il mio fratello ha ucciso Lincoln, l'onta, la vergogna, disgraziati, vergognati, la sua vita frantumata, non ne voleva più sapere e quindi disperato si ritira dalle scene, si chiude in casa e cade in depressione.
Passano 3 anni, una mattina si trova alla stazione di treni di Filadelfia, c'è un sacco di gente, davanti a lui c'è il treno che sta arrivando e pochi metri davanti a lui c'è un ragazzo che leggendo il giornale sulla banchina scivola dalla banchina e finisce sulle rotaie. Ormai mancano pochi secondi, tutti che urlano, tutti che sbraitano, ma nessuno che fa niente, la locomotiva non può più frenare, comincia a fischiare ma non può fare più niente, non ci riesce, quello è caduto. Cosa fa Edwin Booth? Intuisce, o riceve un segnale, una voce, qualcosa, non si sa. So solo che lui sente di farsi strada, di attaccarsi alla balaustra, tendere il braccio e tirar su per un secondo, rischia anche lui di essere travolto dal treno e tira su questo ragazzo e lo salva da morte certa. Bene, bravo, pacche sulle spalle, complimenti, bravo, bravo. Passa una settimana e bussa alla porta di casa di Edwin Booth il generale Grant in persona, che diventerà anche lui presidente degli Stati Uniti d'America. Ha in mano una lettera. Edwin lo guarda, prende la lettera, la apre e la legge davanti a lui. È la madre del ragazzo che lui aveva salvato la settimana prima che lo ringrazia infinitamente per averlo salvato da morte certa. Ebbene, quella madre era la vedova di Abramo Lincoln. Lui, senza saperlo, aveva salvato la vita al figlio del presidente ucciso da suo fratello. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'universo ti mette sempre a disposizione le possibilità, te le dà sempre, sei tu che non le vedi. Oppure facciamo, come diceva prima Francesca, uno sliding door. Io sono lì e posso dire, ma chi lo conosce quello? Sì, ci andrei a salvarlo, ma perché devo rischiare la pelle io per quello? E poi alla fine vengo a sapere che era esattamente il figlio del presidente che il suo fratello aveva ucciso. E invece in quel modo lui ha ripagato, ha pagato il conto ed è tornato sulle scene. Questa è storia, perché lui ha saputo ascoltare il suo intuito. Sentire è la chiave del vivere. Anche se tutti quelli che vi stanno intorno vi remano contro. Quelli che hanno avuto successo sono sempre andati avanti così. Poi parleremo del positivo e del negativo, ovvero di quelle persone che parlano sempre di fortuna o di sfortuna, o come la chiamano, sfiga o cose di questo genere, no? Perché? Perché l'invidia governa il mondo, perché la gente alla fine ha quasi un frizzolio, quasi gode che quello va perde tutto. Hai visto quello? Gliel'avevo detto io, e gode. Non si riesce a capire perché gode, ma alla fine quello che va in disgrazia, quell'altro ne parla, diventa oggetto di chiacchiera sempre. E invece se uno imparasse a pensare sempre positivo, ma soprattutto comprendesse che il pensiero, il potere dell'energia del pensiero è pazzesca, è qualcosa che voi non potete neanche immaginare quanto è potente, allora forse in quel momento non sarebbe così attento a parlare male, perché è qualcosa che ti arriva contro, che ti arriva addosso. Per esempio, adesso vediamo una fotografia dove c'è una vincita megagalattica a Superenalotto, no? Quindi, se io arrivo a vincere una somma del genere, che è spropositata, è un compito che io ricevo. Noi tutti abbiamo un compito da svolgere. È che la maggior parte della gente non sa qual è il suo compito, non se ne rende conto. Ebbene, sappiate che la maggior parte della gente che vince a Superenalotto dopo vive peggio di prima. E questa è una mia ricerca che ho fatto. Gente che si è suicidata, che ha perso tutto, che è stato massacrato dai parenti, di tutto e di più è successo. Stava molto meglio prima quando non c'aveva niente. Non so se mi spiego. Ed è così, perché tu ricevi un compito e non lo sai svolgere. Alla fine poi quando fanno interviste nelle televisioni dicono ma signora lei cosa farebbe con 130 milioni di euro? 130 milioni di euro. E la signora fa io farei tanto volentieri una bella crociera con mio marito. 5.000 euro. Poi non hanno idea, non hanno proprio idea. Ecco cosa succede. Allora immaginate perché uno dice perché tu sì e io no. Perché tu sì e io no. Allora immaginate di essere tutti legati, con le mani dietro la schiena, di avere tutti una benda intorno agli occhi e di correre perdifiato in un bosco. Andate a sbattere tutti contro un albero o c'è uno che non ci va a sbattere invece, per qualche motivo? È evidente che questo abbia una sensazione di delirio di onnipotenza, no? Ovvero uno pensa, crede di essere stato toccato da qualcosa di magico, poi alla fine finisce peggio di prima. Infatti in questo film meraviglioso che si intitola Intacto, con Max von Sydow che parla solo della fortuna, un film bellissimo, alla fine è questo qui che vince questa corsa poi finirà malissimo.
perché è sempre un atteggiamento mentale, sempre. Altra notizia. Gatto nero passa davanti alla porta e la squadra di casa prende 2 gol. È colpa del gatto o del portiere? Noi siamo, il potere del pensiero è devastante, è qualcosa di incredibile. E quindi il portiere ha visto il gatto nero, cazzo che sfiga, adesso prendo 2 gol. E li ha presi. Ovvio. Quindi se noi a questo punto abbiamo un atteggiamento positivo sulla vita, noi entriamo in vibrazione col positivo. È molto semplice il meccanismo. Poi parlerò, magari toccherò un attimo l'argomento della famosa legge dell'attrazione. Però ricordatevi che quando si chiude una porta si apre un... Ma bisogna pensarlo veramente però. Invece noi siamo sempre bravissimi a lamentarci, non pensare al portone che arriva. Un vecchio viveva con il figlio in un antico forte abbandonato su una collina. Un giorno il cavallo da cui dipendevano si allontanò e si smarrì. I vicini si avvicinarono e compiansero il vecchio per la cattiva sorte. Il vecchio li guardò e domandò loro: «Che ne sapete voi che cattiva sorte?» Qualche giorno dopo, il cavallo smarrito riapparve insieme a tanti altri cavalli selvaggi che il vecchio, insieme a suo figlio, riuscirono a domare. Questa volta i vicini si avvicinarono e si complimentarono per la buona sorte. E ancora una volta il vecchio li guardò e domandò loro: «Che ne sapete voi che buona sorte?» Qualche giorno più tardi, durante una cavalcata, il figlio venne sbalzato a terra da uno di questi cavalli selvaggi e rimase storpio per sempre. Ancora una volta i vicini si avvicinarono e si accorarono al dolore per la cattiva sorte. E ancora una volta il vecchio domandò loro: «Che ne sapete voi che cattiva sorte?» Non molto tempo dopo scoppiò una terribile guerra e il figlio, in quanto zoppo, poté non prendervi parte. Parola di Lao Tzu. Questa è filosofia indiana, no? Guardate questa foto invece. Io ricevo molte lettere, email di persone che mi dicono: «Non ce la faccio andare avanti, sono 2 anni che non vado in vacanza con la mia famiglia», insomma veramente lettere piene di sofferenza. Però io a un certo punto li stoppo tutti, perché la gente perde per strada il significato dell'essenza del vivere, e gli rispondo mandandogli questa foto. Osservate attentamente gli occhi di questa bambina. Questa bambina si chiama Molly, è inglese, ha 7 anni. Questa foto ha fatto il giro del mondo 3 anni fa. Perché? Perché questa bambina è affetta da una malattia incurabile agli occhi che si chiama retinite pigmentosa. È una malattia incurabile che porta nel giro di pochi mesi, nella fattispecie 6 mesi, alla cecità totale. I genitori, che sono poveri, sono andati quindi alla redazione del Daily News di Londra a chiedere una colletta pubblica affinché potessero creare i ricordi per la loro figlia, perché sapete, tra 6 mesi è tutto buio, almeno potrà fare la vita ricordandosi qualcosa di questo meraviglioso mondo. E quindi ha fatto questa foto scrivendo «Making Molly's Memories», costruiamo i ricordi per Molly. E lì vedete Disney, Zoo, poi c'è Buckingham Palace, c'è le cose più normali che una bambina vorrebbe vedere. Ma guardate il sorriso di questa bambina, e lei sa perfettamente che sta per diventare cieca. Sono arrivate centinaia di migliaia di sterline e questa bambina dal luglio fino al dicembre, momento in cui è diventata cieca, ha visto tutto il mondo, hanno scritto una lettera di ringraziamento. Ma questa bambina è cieca, non vede più. È il buio totale, però si è memorizzata tutta una serie di posti meravigliosi del mondo. E io gli mando: «Senta, lei è 2 anni che non va in vacanza, la vede questa bambina?» Il ruolo di questa anima, il ruolo di questa bambina era esattamente questo, come un sasso tirato in uno stagno che fa tante onde che si allargano. Il suo compito, eccolo il compito, era quello di risvegliare il maggior numero di anime in questo mondo. E ne sono convinto che c'è riuscita. Ecco perché dico: attenzione a pensare cos'è la sfortuna e cosa sono le cose che vanno male. Ricordatevi che alzarvi, respirare, vedere, osservare, gustare sono le cose più importanti. Camminare. Io ho avuto un incidente, sono stato fermo 8 mesi con la gamba spezzata, 8 mesi a letto. E quando vedevo un film che diceva «Cara, vado a fare 2 passi», mi veniva da piangere perché io non potevo fare 2 passi. Poi ci ho messo 3 anni a tornare a camminare bene. Mi è successo nel 2011, e oggi quando vedo uno su una carrozzella, ho
una comprensione profonda, perché io so quanto è importante camminare oggi, invece noi non ci pensiamo neanche. Per noi è normale, e normale non è. Deve essere sempre visto tutto con stupore, con meraviglia, le cose più semplici della vita. Ecco qual è il significato. Poi ci sono, vado a vedere gli studi, ci sono persone che poi ti fanno sorridere, ma anche loro sono quelli che arrivano per un qualcosa, come quello che adesso tra poco vedrete, che si chiama Frane Selak, che è un signore di Zagabria di 86 anni. Selak, tra l'altro Lak in inglese vuol dire fortuna, eccolo qui. E adesso nella prossima diapositiva lo vedrete in tutta la sua più sfolgorante bellezza. Eccolo qua, è stato premiato a Las Vegas come uomo più fortunato del mondo. Allora vado a cercare, vado a vedere, dico ma non è possibile, invece è possibile. Voi non arrendetevi, nulla è impossibile su questo mondo, perché quando leggete che c'è questa persona, guardatelo, che nel 1962 il treno su cui viaggia da Sarajevo a Dubrovnik deraglia finendo in un fiume ghiacciato, 17 persone perirono, ma lui no, raggiunge in qualche modo la riva e pur in ipotermia, shock e varie contusioni si salva. L'anno dopo un portellone dell'aereo di linea Zagabria-Fiume su cui sta viaggiando si apre e vengono risucchiate all'esterno ben 19 persone, fra cui lui, ma lui va a finire su un ammasso di balle di fieno e si salva con un sacco di fratture. Nel 1968 l'autobus su cui sta viaggiando per sparato finisce in un fiume, ci sono 4 morti, ma lui nuotando raggiunge la riva. Nel 1970 la sua auto prende fuoco in autostrada e lui ha il tempo giusto e la prontezza di buttarsi fuori un secondo prima che scoppi fragorosamente. Nel 1963, mentre sta facendo rifornimento, sentitevi questa, in una stazione di benzina, una pompa difettosa getta benzina sul suo motore e a questo punto si incendia e si incendiano anche i suoi capelli, ma all'improvviso un vento soffia forte e gli spegne di colpo i capelli, le fiamme sui capelli. Nel 1995 viene investito da un autobus a Zagabria, ma non si fa assolutamente nulla. Nel 1996, guidando in montagna, dietro una curva gli si para di fronte un camion della missione ONU. La sua Skoda sfonda il guardrail, rimane sospesa sul ciglio del burrone per alcuni secondi, ma lui, guardate il fisico, ha la prontezza con un balzo felino di catapultarsi fuori dalla macchina, atterrando su un albero sottostante pochi secondi prima che la macchina rovini fragorosamente nel precipizio con un boato incredibile. E infine nel 2003, per la prima volta, gioca alla lotteria €1 e vince €1.000.000. Ovviamente una ragazza di 35 anni più giovane si innamora perdutamente di lui e si sposano. Ed era stato già divorziato 4 volte. Questo era Frane Selak. Era un amore sincero e spontaneo, l'ha detto davanti a tutte le televisioni. Quindi non fate i maliziosi subito. Allora, questo per dirvi che ce n'è di ogni per come, ma per arrivare sempre al concetto fondamentale che io ho detto all'inizio e che torno adesso a rammentarvelo, perché la vita è veramente qualcosa di prezioso che noi perdiamo per strada il suo significato più profondo. Io domenica 26 darò tante leggi, regole, scoperte, prove di perché è così prezioso, ma ricordatevi che la vita è anche questo. Io ho fatto semplicemente un collage di filmati che ho trovato su YouTube, che però vi fanno vedere nella quotidianità del vivere come sia tutto effimero, come non ci voglia nulla, come le cose si svolgono e vanno e noi non ci pensiamo neanche. Ci vuole veramente niente. La vita è un bene troppo prezioso per essere sprecato e quindi noi dobbiamo far diventare il nostro giorno il presente. Perché? Perché noi viviamo la maggior parte della nostra giornata nel passato. Krishnamurti, grande filosofo indiano, dice che noi siamo schiavi del tempo psicologico. Che cos'è questo tempo psicologico? È un tempo che è dentro la nostra testa e basta. E quindi noi camminiamo con i nostri amici per strada, non lo ascoltiamo, pensiamo ai nostri ricordi, alle nostre nostalgie, siamo altrove, non siamo nel presente. Ma mi stai ascoltando? Ah no, scusa, ero altrove, non era lì. Quindi non si è accorto di quello che c'era in giro, non si è accorto delle vetrine, dei bambini, del semaforo. Lui era con la testa altrove, in un tempo che non c'è più, c'è solo dentro la sua testa. E questo ci annulla il qui e ora. Guardate questa scena, gli tira il tappeto, lui, questo lo riprende col telefonino, finisce fuori, ma può passare in quel momento, in quel preciso istante, un camioncino alla lavanderia e ci finisce sopra? Ma quante volte ti può succedere in vita? È allucinante, questo che lo riprende, oddio cosa abbiamo fatto, chissà dove è caduto, no, sul camioncino alla lavanderia stava passando.
Quindi a questo punto ricordatevi che il tempo psicologico è terribile per noi, perché non ci fa stare nel qui e ora, non ci fa stare qui nel presente, che è la cosa più importante. Guardate questo, viene investito, non si fa niente, non è che ringrazia, no, maledice quello che l'ha investito. Si è alzato, gli ha distrutto la moto, ma è vivo. Non c'è più, guardate questa signora, sta tornando a casa a fare la spesa, guardate quel furgone là sopra a sinistra, può immaginare lei? No, non lo può immaginare cosa sta per accadere. La vita è questa, vuol dire diventare più percettivi, più consapevoli, più attenti al vostro esistere, più presenti della vostra vita, perché questo è il dono. Presente vuol dire dono. E anche il futuro non bisogna guardarlo, perché il futuro altro non è che una scatola vuota che noi riempiamo costantemente di illusioni, perché noi non sapremo mai come va la nostra vita, sono tutte illusioni, ipotesi che poi cambiano continuamente a seconda di come si svolgono le cose, sono mere illusioni. E quindi questo filmato è semplicemente un modo per dirvi da domani mattina cercate di diventare, se potete, ancora più consapevoli e più amanti del vostro giorno, del presente, veramente di farlo diventare prezioso, di accorgervi delle cose anche più piccole, ma che alla fine sono le cose più importanti. E non rimandate, se dovete fare qualcosa, fatelo, non rimandate, fatelo e basta. E a questo punto arriviamo, ho finito questa scena, a un filmato che io amo molto, che è l'ultima intervista che è stata fatta a Tiziano Terzani 2 mesi prima che morisse, esattamente il 27 maggio del 2004, e Terzani è morto il 27 luglio 2004. Osservate la serenità di quest'uomo che sapeva perfettamente di essere comunque destinato a lasciare il corpo. Io lo spero tanto, perché una civiltà che non sorride è una civiltà infelice. E io trovo che ridere, proprio ridere, è una cura, è parte della guarigione. Infatti, non a caso, un'altra delle terapie che ho scoperto in India è la terapia del sorriso, no? Del ridere. La mattina, in un parco vicino a casa, una delle prime cose che notai, a parte gli uomini che davano da mangiare alle formiche, cosa che mi sorprese moltissimo, c'era questo gruppo che a una certa, dopo aver fatto un po' di yoga, a un certo ordine, alzava la mano e e qual modo migliore per cominciare una giornata che magari finisce in un ufficio ad aria condizionata. Per cui il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo, con una gran risata. Perché farti una gran risata? Perché se no noi ci portiamo sempre rancori, ci portiamo rabbie, ci portiamo situazioni che ci fanno male. E questo non è un uomo di spiritualità o di esoterismo che lo dice, è la scienza. Pensate che Murakami, che è un grandissimo scienziato giapponese che ha vinto il Planck Award, che è il più importante premio, riconoscimento mondiale della scienza, ha scoperto un gene che sta dentro di noi, che si attiva e blocca una forma molto aggressiva di diabete tipo B. Sapete, e l'ha potuto dimostrare ovviamente, sapete come si attiva questo gene? Con la risata, attraverso la risata. E quindi Murakami ha scoperto che noi abbiamo miliardi di geni dormienti dentro di noi che a seconda del nostro stato emotivo si azionano, quindi se sono emozioni negative, depresso, sono arrabbiato, porto rancore, sono triste, avrò ovviamente ossidanti, avrò malattie, non sarò immunodifeso. All'inverso, se io sono sereno, se io sono felice di vivere, sono positivo, ovviamente avrò antiossidanti, antidepressivi, starò molto meglio, mi ammalerò quasi mai. Ecco qual è il significato di questo. Pensate che il nostro corpo, sempre nel principio duale, o è alcalino o è acido. E uno può mangiare alcalino quanto vuole, che se è depresso diventa subito acido. Ecco perché è importante la serenità. La serenità ti porta a vivere a lungo, che è ovviamente parente della motivazione. E ricordatevi il pensiero che deve attrarre pensieri positivi. È come una vibrazione che va da qualche parte e deve attirare tutte quelle che vibrano come lui. Vi ricordate qualche anno fa quel libro che si chiamava The Secret? Sì. La legge d'attrazione? Sapete che nessuno è mai riuscito a fare quella roba lì? Ma sapete perché? Perché bisogna costantemente farlo quel pensiero. Vuol dire che io devo essere convinto di quella cosa,
mando il pensiero su nell'universo e tutti i giorni mi alzo e devo essere convinto. E attenzione, posso recitare con chi voglio, ma non posso fregare me stesso, quindi devo essere convinto veramente. Solo che passati 4 giorni, poi mi viene il dubbietto, quindi io mando nell'universo il dubbietto, non mando più la convinzione. È chiaro il meccanismo? Adesso vi racconto questa storia accaduta veramente, sembra una barzelletta, a una ragazza di Padova, che poi è finita su Oggi, Chi, Gente, dappertutto. Aveva comprato questo libro, The Secret, e aveva cominciato veramente con grande zelo, una ragazza di 35 anni che abitava in un piano rialzato, un bilocale, in un viottolo del centro città di Padova. Era in realtà 35 anni per trovare finalmente l'uomo della sua vita, si era appena sfidanzata da una lunga storia, prende questo libro, si convince e comincia a lanciare nell'universo questa idea, questo pensiero: io troverò l'uomo della mia vita, io ho trovato l'uomo della mia vita. In effetti conosce un sacco di bei ragazzi, va a tante storie, ma quest'uomo nella sua vita non arriva, cioè alla fine sono un sacco di delusioni. Quindi passa qualche mese, a un certo punto con il libro The Secret si reca dal parroco, che era quello con cui lei era cresciuta e aveva fatto a catechismo, una sua vecchia conoscenza, e si confida, gli fa vedere anche il libro. Il parroco furbacchione non è che gli dice: ma cos'è sta roba, buttala via, ma guarda che una bella idea questa, fai una bella cosa, però invece che lanciarla così, tu ti chiami Maria, vai in un negozio di articoli religiosi, sembra una barzelletta, invece è tutto vero, vai in un negozio, comprati una bella statuetta di San Giuseppe, la metti in casa e vedrai che San Giuseppe ti accontenta, tu continui a pregare. Dico, ma questa la convince, la compassi questa statuetta, la mette in casa e tutte le mattine, tutte le sere, non sgarra un giorno: ti ringrazio San Giuseppe per l'uomo della mia vita, mi fai trovare, ti ringrazio, va a dormire, San Giuseppe, ti ringrazio, conosce un sacco di ragazze, arriva l'estate, va fuori al mare, tromba a destra, tromba a sinistra, ti ringrazio San Giuseppe, ti ringrazio, le mette nella camera dell'albergo sul comodino, ti ringrazio San Giuseppe, insomma fa una vita fantastica, un sacco di uomini, ma la sua vita non lo trova. Se ne torna mesta a Padova a settembre e si vede che quella mattina aveva le scatole girate, aveva litigato con sua madre, non si sa bene come per cosa. Alla fine chiude il telefono, vede la statuetta, prende la statuetta in mano e dice: e a te San Giuseppe sai che modo ti faccio fare, m'avete tutti stufato! Vum! E la scaraventa fuori dalla finestra. Passano 10 secondi, ding dong! Suona alla porta, va a aprire e c'è un figo della Madonna con in mano la statuetta. La guarda e dice: scusi, ma è lei che ha buttato questa statuetta fuori poc'anzi? Mi fa: sì, ma è matta, lo so che momenti mi ammazza, ma ha passato qui davanti così, momenti mi piglia intero, mi ammazza. Oggi sono sposati e hanno 2 figli. Oggi sono sposati e hanno 2 figli. Ed è finito su tutti i giornali. Perché lei è ancora lì che non ci crede. Io ho preso la statuetta perché ero stufa e avevo andato a prendere uno che stava passando. E un po' ricorda un po' come si dice, la frase bellissima di Leopardi, che anche all'ultimo istante il nostro destino si può modificare. Se il nostro destino si può modificare, vuol dire che il vostro programma di vita è modificare. E questo è il concetto fondamentale. Non è, allora il mio destino, no, è proprio quello. Come se il tuo destino non lo modifichi, è proprio questo il fatto. Allora a questo punto io ho fatto anche un piccolo esercizio, perché tutto questo è un motore che muove, no? E il motore è l'anima. L'anima è qualcosa di meraviglioso che sta dentro di noi, sta fuori di noi, è qualcosa di fantastico che ci dà, che ci porta verso, ci fa vibrare verso dove? Verso l'eternità, verso lo spazio infinito, ci fa sentire leggeri. Noi siamo anima quando siamo soprattutto nel femminile, perché il femminile è l'irrazionalità. Allora una volta ho fatto una domanda a me stesso: ma l'anima ha una voce? Allora facciamo un piccolo, siamo alla fine, non vi preoccupate, ho quasi finito, facciamo una piccola prova. Mettetevi ben seduti sulle vostre sedie, lasciate le borse a terra e mettete le vostre mani sulle gambe con il palmo rivolto verso l'alto. Per piacere, se è possibile, spegnere anche quell'ultima luce dietro. E a questo punto immaginiamo che la nostra anima abbia una voce, quindi proviamo, ecco, perfetto. Così abbiamo una meglio atmosfera. Chiudiamo gli occhi e cominciamo a respirare profondamente. E comincio ad ascoltarmi dentro, proprio mi chiedo: anima, dove sei? C'è qualcosa dentro di me? Abbandono l'idea di corpo, di vestito, di lavoro. Cerco proprio la mia essenza. La mia essenza passa attraverso il respiro, io respiro. Il prana, l'energia cosmica che entra dentro di me e mi fa vivere, mi fa battere il cuore.
mi accorgo di essere vivo, respirando profondamente e comincio a cercare quest'anima. Anima, dove sei? Voglio vederti. Magari tra poco vedrò qualcosa, una luce, vedrò un'immagine, vedrò un disegno, non lo so. Oppure non vedo nulla, ma io so che ci sei. E allora comincio a immaginare anche una voce. Se io potessi sentire la tua voce, come sarebbe la tua voce, anima? Tengo gli occhi chiusi, le mani aperte, mi rilasso e respiro profondo. Sono un essere umano su questa terra a fare un'esperienza di vita, ma cerco te, anima. Questo è solo un mezzo, il corpo fisico, sei tu che conti. Anima, dove sei? Fatti sentire, anima. E adesso piano riapro gli occhi, magari ho visto una luce veramente, magari ho visto qualcosa di bello, un colore, un angelo, un mio caro, un tramonto, non importa. Qualsiasi cosa voi abbiate visto, era lei che cercava di farsi sentire. E a questo punto siamo arrivati alla fine e è bene che io vi ricordi che noi siamo tutti compagni di viaggio. Siamo tutti destinati alla stessa identica meta. Compagni di viaggio vuol dire che siamo tutti insieme. Chi compagno di viaggio per un giorno, chi compagno di viaggio per un anno, chi per tutta la vita. L'importante è che stiamo bene col nostro compagno di viaggio. L'importante è saper scegliere bene i compagni di viaggio. Raccontatemi pure le vostre storie. Io ho lasciato lì sul tavolo i miei biglietti da visita col mio numero di telefono, la mia email. Vi ascolterò e vi risponderò sempre, perché siamo tutti compagni di viaggio e le vostre esperienze sono importanti. Poi ci sono i caronti. I caronti sono quelli che traghettavano, no? Da una riva all'altra, le anime. Cos'è una riva all'altra? Senza di te, Caronte, non sarei potuto andare all'altra riva, non sarei potuto essere promosso, non sarei stato guarito, non ne avrei avuto quell'occasione, non ne avrei avuto quell'amore. Il Caronte in genere però chiede il soldo, ma non ha importanza. I Caronti sono pochi, ma sono importanti nella nostra vita. E quindi piano piano andiamo tutti esattamente nella stessa meta. Fortificati delle nostre vittorie o indeboliti dal senso karmico delle nostre sconfitte. C'è un capo indiano donna che vive nei boschi del Canada, in una bellissima tenda con la sua famiglia. Un giorno vide suo figlio abbandonare la tenda per andare a fare la sua vita e decise di scrivere una lettera. Molto probabilmente sapeva che questa lettera avrebbe fatto il giro del mondo, perché quella lettera che lei diede a suo figlio divenne un testamento per l'umanità, che io adesso vi voglio leggere. Non mi interessa sapere che cosa fai per vivere. Io voglio sapere che cosa desideri davvero e se sogni di realizzare ciò che il tuo cuore brama. Non mi interessa sapere quanti anni hai. Io voglio sapere se avrai il coraggio di rischiare di essere giudicato folle per amore, per il tuo sogno o per l'avventura di essere vivo. Non mi interessa sapere quali pianeti siano in quadratura con la tua luna. E voglio sapere se hai toccato il centro del tuo dolore, se le delusioni della vita ti hanno ampliato i tuoi orizzonti, oppure se ti sei ripiegato su te stesso per paura di soffrire ancora. Voglio sapere se sopporti il dolore, senza cercare di nasconderlo, attenuarlo o eliminarlo. Voglio sapere se sopporti la gioia, se puoi danzare selvaggiamente e lasciare che l'estasi pervada ogni tua cellula senza raccomandarti di essere prudente, realistico e di ricordare i limiti della condizione umana. Non mi interessa sapere se la storia che mi stai raccontando è vera. Voglio sapere se riesci a deludere qualcuno per mantenerti fedele a te stesso. Se sai sopportare l'accusa di tradimento e perciò non tradire mai la tua anima. Voglio sapere
se sai vedere la bellezza ogni giorno e se riesci a trovare la sorgente della tua vita dalla sua presenza. Io voglio sapere se saprai accettare i fallimenti e restare ancora sulla riva di un lago e urlare sì all'argento della luna piena. Non mi interessa sapere dove vivi o quanti soldi avrai. Voglio sapere se saprai alzarti dopo una notte di travaglio e disperazione, stanco e ammaccato fino all'osso, e fare il tuo dovere per sfamare i tuoi figli. Non mi interessa sapere chi conosci o come sei giunto fino a qui. Io voglio sapere se resterai al centro del mirino insieme a me, senza mai tirarti indietro. Non mi interessa dove o con chi hai studiato. Voglio sapere cosa ti sorreggerà dentro quando tutto il resto crollerà. Io voglio sapere se tu saprai stare solo con te stesso e se ti piacerà la compagnia che ti farai nei tuoi momenti di vuoto. Uomo, saprai stare solo con te stesso? Ti piacerà la compagnia che ti farai nei tuoi momenti di vuoto? Allora potrai tornare a casa da me e danzare felice con me sotto la pioggia. Figlio mio. Grazie a tutti. Possiamo riaccendere. Complimento con il relatore per l'inquadramento della tematica. Rendi cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a regolare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Questa è una citazione, diciamo, che parte proprio da Carl Gustav Jung, che lei ha citato prima nella famosa legge di sincronicità. E Jung dice proprio questo, che il destino praticamente non esiste, ma se riusciamo ad entrare nel cosiddetto inconscio, ok, è possibile a quel punto là anche governarlo. Quindi a questo punto qua la domanda che le faccio è questo: è veramente possibile attivare in base a questo principio anche il principio opposto di retrocausalità, per cui risalire praticamente la linea temporale, visto che lei diceva prima che il qui ed ora non esiste, esiste solo l'ora, ma il qui è un'illusione che ci hanno venduto quelli del club di Budapest o quelli di... Grazie. È tosta la domanda però, eh? Abbiamo un paio d'ore. Beh, l'abbiamo preparata? Vieni al seminario e avrai la Sì, risposta. è una risposta molto articolata. Potrei dirti semplicemente che Jung è innanzitutto un credente, perché quando io non credo, io credo in un Dio che spiegherò nel seminario, che non è un Dio antropomorfo, non è un Dio, io sono fuori dalle religioni, però sento molto l'appartenenza a questo uno che ci governa tutti. Ricordiamoci che Jung si parla di inconscio, ma parla anche di inconscio collettivo, perché noi poi attingiamo le nostre esperienze da una specie di enorme serbatoio che sta sopra di noi, dal quale noi possiamo diventare e migliorare la nostra vita attraverso le interconnessioni. Il destino è un programma di vita e quindi poter percorrere questa vita vuol dire, quando io sono nel destino, vuol dire che io mi muovo fluidamente, quando le cose
arrivano nella sua semplicità, senza troppi ostacoli. Oppure l'ostacolo arriva perché fa parte della vita, ma lo sorpasso, lo so affrontare, lo so accettare, perché l'accettazione è una delle prime regole del saper vivere, perché segue il principio duale. Noi invece non siamo capaci di accettare niente, qualsiasi cosa ci va storta, noi malediciamo subito qualcuno, o dal governo o dal sindaco o giù a cascata. Quindi ecco che l'insieme dei significati di Jung, che cominciarono con un famoso scarabeo che bussò a una finestra mentre una signora era sdraiata e disse oibò, qui c'è qualcosa che sta cominciando a sincronizzarsi, e da lì è andato avanti per tutta la vita, è proprio questo, tu fluidamente ti sincronizzi in quello che è la tua vita. Il bello è saper scoprire se quello che tu stai vivendo è veramente quello che tu devi vivere, il famoso sentire. E poi nella vita pratica in cosa consiste? Perché poi qui parliamo tanto di teoria, ma a me piace sempre portare nella pratica, no? Sono sposata con l'uomo che volevo, faccio la vita che volevo, svolgo il lavoro che volevo o lo sto svolgendo perché sono costretta per tanti motivi? Ecco dov'è che poi va a parare la nostra vita, ecco dov'è che va a parare il nostro compito. Sto facendo veramente il mio compito o sono costretta, per esempio, perché sennò non so come mangiare e portare a casa la pagnotta? Faccio un esempio. Questa è la cosa che più angustia. Sapete quante persone, quante donne mi chiedono di parlare privatamente perché vorrebbero tanto mollare il loro marito, ma sanno perfettamente che nel momento in cui loro mollano il marito non ricevono neanche i 500 euro e non saprebbero come fare. E si fermano. Non vanno avanti, rimangono lì e la loro vita diventa, il loro destino diventa quello, sapendo perfettamente che dentro di loro c'è qualcos'altro. Mi fermo qua. E si ammalano, bravissimo. E si ammalano. Già finito? Ma siete addormentati o colpiti? È stato talmente esaustivo. Colpiti, meno male. Meno male, meno male. Stranamente sono uomini, in genere sono donne che mi fanno domande, vedi? Allora, mi pare che bisognerebbe parlare un attimo del sentire, che lei dice, ecco, perché la mia visione delle cose è questa, che la gente è devastata dal sentire superficiale. Cioè, quello... Che cos'è il sentire superficiale? Ecco, il sentire superficiale per me è quello che la maggioranza delle persone ha di solito, che è conflittuale. Quello di cui lei parla invece è un sentire profondo, cioè quello che viene direttamente dall'anima, ma questo la gente non lo sperimenta normalmente, cioè lo spontaneo nelle persone molto spesso è un sentire superficiale, no? Ecco, e questo è il punto critico. Però, allora, l'umanità è suddivisa in tre. Io ho avuto un maestro, che non è un maestro famoso, è scomparso 2 anni fa. Questo maestro era un siciliano di 97 anni, morto all'età di 5 anni in un paesino alle pendici dell'Etna nel 1926, mentre andava a prendere le sigarette per il papà, per fare la scorciatoia con i calzoni corti, è inciampato da un muretto, è caduto giù, picchiato la testa e è morto. È morto per circa 3 ore. Mentre l'avevano già cambiato, vestito, lavato, messo a lutto, era già arrivato il prete perché era un paese di 100 anime, lui era seduto tranquillamente ai piedi di un albero con un vecchio millenario, di cui non mi ha mai voluto rivelare il nome, che gli ha spiegato le cose più incredibili. E io non ho motivo di non credere, perché quello che lui ha fatto e detto con una semplice quinta elementare davanti a simposi di fisici, astronomi, è stupefacente. Quindi, oltre che avere dei poteri, ovviamente, chiamiamoli sovrannaturali, ma non addentriamoci. Perché vi racconto di questo uomo? Perché mi disse, per collegarmi a quello che ha detto questa persona, giustissima, che l'umanità è divisa in 3 fasce, di cui la maggior parte, la più grande, stragrande maggioranza, che non potete essere voi perché siete qua, si chiama la chiamata barontica, che deriva dal greco baros, che vuol dire pesante. Pesante vuol dire attaccata alla materia, e quindi da lì non si muove, quindi ha quella sensazione di leggerezza di sentire, che però non è reale, profonda come noi intendiamo, è un qualcosa che non ha niente a che vedere, e quindi il barontico rappresenta il 73% dell'umanità. E quindi qui stiamo parlando di un discorso di evoluzione dell'anima che parte ovviamente dalla base. Quindi queste anime dovranno vivere per andare avanti. E come vado avanti? Il barontico, la fascia più grande, si chiama barontico in letargo.
E con questa vi ho detto tutto, no? Barontico in letargo, per fare un esempio di un classico barontico in letargo italiano potrebbe essere Juve, 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 Juve. Oggi è lunedì e quindi tutti al bar con la gazzetta e la mia vita diventa uno schema, diventa un qualcosa di cui io sono vittima dei condizionamenti che mi sono stati dettati, ma non me ne accorgo. Io sto bene, ho una leggerezza del sentire, faccio anche del bene, ma non vado a fondo, non vado nel profondo. La mia anima non riesce a evolversi. Infatti la fascia successiva è il barontico risvegliato, sollecitato. E quindi cos'è questo sollecitato? È una secchiata d'acqua in faccia fredda che gli arriva, che potrebbe essere un'incidenza che lo porta sulla una carrozzella, un lutto imprevisto, un qualcosa che lo scuote, dice ma la vita allora è qualcos'altro oltre a questo che io faccio tutti i giorni. Devo cominciare a dare un senso, devo cominciare ad andare a fondo. Infatti dopo i barontici ci sono gli anontici, che sono sempre dal greco anon, in ascesa. Voi per me siete tutti anontici, perché sennò non sareste qua, sareste a fare altro. E meno male che è finito Sanremo. Per dire, perché purtroppo il mondo è organizzato così, dico purtroppo, quindi il Signore ha detto una cosa sacrosanta, verissima. Ringrazio molto. Gli ultimi sono gli entelici, entelis alla fine della corsa, e sono i saggi, e sono quelli che sono arricchiti della massima consapevolezza, e quindi sono quelli che possono alla fine dire ho fatto tutte le evoluzioni possibili, ma sono lo 0,3% dell'umanità, che comunque su 7 miliardi non sono pochi. Come si fa a arrivare? C'è da campà, cara mia? Ce n'è da far di vite? Ha voglia? Un altro uomo, mi è mai successo una roba del genere? Ma sei a Vittorio Veneto? Sono a Vittorio Veneto, del 13. Vabbè, vi dico perché il venerdì 13 si crede che porta sfortuna. Lo sapete? Chi è che ha detto sì? No, te stai zitto che ho già capito che te ho già capito. Venerdì 13 febbraio 1307 venne fatta la prima operazione di polizia europea sincronizzata. In accordo del re di Francia Filippo il Bello col Papa vennero arrestati tutti i cavalieri templari. Da allora, che giorno è oggi? 13 febbraio? Non ci avevo pensato? Del 1307? No, è interessante sta cosa. 2017, quindi facciamo i conti, sono esattamente 710 anni fa oggi. Poi oggi è un lunedì invece che un venerdì, però è esattamente questo. Pensate, sono 700 anni che si porta il popolo, il mondo, questa anomia che il venerdì 13 porta a Iella, proprio per questo fatto che poi terminò con Jacques de Molay che finì arso vivo qualche anno dopo nella piazza di Parigi, che urlando con gli occhi che uscivano dalle orbiti disse al re e al papa che l'avrebbero seguito entro la fine dell'anno, e così fu. E da lì nacque Rosa Croce. Vabbè, questa è un'altra storia, proprio a dirvi che com'è facile creare subito un qualcosa mentalmente che accomuna tutta l'umanità. Venerdì 13 ci hanno fatto anche una serie di film americani pazzeschi, quindi... Ok, la domanda? Lei aveva appena citato, ha fatto un gesto, ha detto ce ne vogliono di vite. Devo arguire che lei crede nella reincarnazione. Assolutamente sì. Ecco, no, volevo appunto capire questo perché anche io sono un po' uno studioso di questo fenomeno, e per capire certe sequenze della vita, certe cose che noi capiamo con le esperienze, che ovviamente non possiamo capirle tutte e solo in una vita, potremmo capirle in moltissime vite. Più ci diamo da fare, più capiamo e meno vite ci restano da fare, giusto? Questo è grosso modo il senso. Ecco, lei è d'accordo con... Premesso che di là si sta meglio che di qua, se uno si è comportato bene ovviamente, perché se no io potrei parlarvi dell'inferno secondo Steiner, che secondo me è il massimo dell'espressione più azzeccata di cos'è veramente l'inferno e non le classiche fiamme a cui noi siamo abituati. Attenzione che la trasmigrazione delle anime ne parlava anche la Chiesa Cattolica, con origine nel 100 d.C., e che poi a un certo punto è arrivato un imperatore e ha detto no, sta cosa qui mi dà fastidio, tiriamola via. Quindi il karma, che origine chiamava
quando l'anima tornava in un'altra vita rinforzata dalle vittorie o indebolita dalle sconfitte, il karma faceva il suo compito che era, ovvero la legge della retribuzione. E c'è quel famoso detto che dice: colui che nasce cieco nella vita precedente accecava. Ma non è che nasce cieco e dice sì, sono cieco perché nella vita precedente ne ho fatto fuori 3 persone, le ho accecate. No, lui deve patire, quindi dirà me sventurato, me tapino che sono nato cieco. Chiaro il concetto? E tutto questo viene fatto secondo un ordine, secondo un programma. Ma sapete perché vi dico questo? Perché ho chiesto le prove mi sono arrivate. Io ho delle prove fotografiche che mi sono accadute personalmente, ovviamente, come ho detto all'inizio, è la mia verità, che dimostrano che c'è un programma per ognuno di noi. Quindi sono arrivate delle informazioni che di fatti così precisi, chirurgicamente precisi, che mi sarebbero accaduti 2 anni dopo, che era assolutamente impossibile, neanche nella traiettoria di vita che io stavo facendo, e che poi sono regolarmente successi. Quindi ho preso la documentazione, l'ho chiusa, gli ho messo la cera l'H, ci ho messo la data dell'informazione, l'ho messa da parte. Poi il fatto è accaduto e non è dipeso da me il fatto. E quindi sono andato a riprendere quella lettera e voi sapete cosa sono le foglie del destino? A parte lui? Sì. Per esempio. Ma non è solo le foglie del destino, ci sono tanti punti della Terra dove vi vengono dette quali sono i vostri destini. Quindi sono dei programmi di vita, quindi esistono, ci sono, semplicemente perché il tempo fuori di qua non c'è, non esiste. E ricordatevi che la cosa più importante, sapete cosa sono i registri, a parte lui, sapete cosa sono i registri della Akasha? Akasha, registri della Akasha? È troppo lunga però, ne parliamo al seminario. Al seminario abbiamo una carrellata, il destino e il fatto, come si forma il destino dell'individuo, che cos'è la linea della vita, il libero arbitrio, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo questo libero arbitrio, le leggi universali da tenere a mente, la funzione dell'aldilà nell'aldiquà e la funzione dell'aldiquà nell'aldilà, perché anche al di là hanno bisogno di noi. Attenzione! I segnali di stili incrociati, la fortuna e la sfortuna, il pensiero negativo e il pensiero positivo. Noi parleremo di tantissime cose che vi aiuteranno a comprendere la vita e soprattutto a migliorarla. Ma sono leggi molto semplici poi da tenere a mente, perché poi uno se no esce rintontito di tante nozioni, poi no. Tante cose importanti su un tappeto di informazioni, ma perché poi alla fine a ricordarle è semplice. E purtroppo la maggior parte delle persone non se ne cura. La trasmigrazione delle anime è alla fine il significato dell'esistenza pura, perché noi continuiamo a tornare sulla Terra a fare esperienza e ci ritorniamo continuamente, tutte le volte, in vesti diverse, a seconda dei credits che abbiamo avuto, dei credits, tanto per dare un gergo inglese. Ed è così, basta andare da uno psichiatra serio, se volete. Io qua ho detto i miei biglietti da visita, volete contattarmi, volete parlare con un medium serio, parlate con me. Volete parlare con uno psichiatra serio, voglio fare un'ipnosi regressiva, volete capire dove arrivate, parlate con me, vi do io il nominativo, perché li ho provati. Quindi non metto la mia faccia se non sono sicuro di dare una cosa certa, non ce la metto. Andate a fare l'ipnosi regressiva, ma attenzione che uno va a fare l'ipnosi regressiva perché ha bisogno, non è per curiosità. Uno va a contattare qualcuno nell'aldilà perché ha bisogno, non è curiosità, la curiosità non va bene. Deve essere qualcosa, deve essere un percorso che uno deve fare per cercare di capire cosa ci fa su questo mondo, qual è il suo scopo, qual è il suo compito. Potrebbe essere il compito più semplice agli occhi degli altri, non è che deve essere per forza tutti devono fare per forza, chissà che tutti Steve Jobs o che ne so, Attenzione, però deve essere in vibrazione col suo sentire. Steiner diceva: fai del tuo talento il tuo lavoro. Quanti lo fanno veramente del loro talento il loro lavoro? Quanti? Ed è veramente così, la passione ci deve tenere in piedi, è questo il fatto più importante, la passione. E soprattutto, quando vi dicevo le motivazioni all'inizio della conferenza, non basate le vostre motivazioni sempre solo sui figli o sul marito, basate su qualcosa vostro, personale, che dipende da voi stessi e basta, perché i figli e il marito hanno la loro vita a loro volta, ed è un grande errore questo. Quindi bisogna avere molta forza. Scusate se mi sono dilungato, ma... Solo una cosa tecnica, il seminario dura un giorno o è una serie di seminari di un giorno? No, perché tutta quella roba lì... un giorno io faccio 2 tipi di seminari. Io vedrò chi verrà e la risposta. Io faccio 2 tipi di seminari, durano tutti e 2 un giorno, perché ritengo che la soglia d'attenzione di una persona
Dopo 8 ore che è stata a seguirmi veramente, e io ritengo di essere un discreto comunicatore, poi a un certo punto cede, quindi fare 2 giornate intere diventa pesante, però in quelle 8 ore si porta a casa un bagaglio di esperienze, ed è la prima parte è il seminario sul destino. La seconda parte, che è consecutiva a questa, è il seminario sull'aldilà, che non può essere fatto se non fai prima il destino, se no rimani completamente scombussolato. E quindi io tornerò qui, se Francesca mi chiamerà, farò una conferenza tipo questa sull'aldilà e farò un seminario sull'aldilà. Quindi sono 2 giornate che si completano. Grazie. Prego. No, tu hai già parlato, e quindi... caro mio, io ho già capito quello, No, prima ha citato quelle 2 amiche che sono morte a 107 anni insieme. A me è capitato, cioè ho conosciuto una coppia di fratelli morti anche loro nello stesso modo, per cui uno a casa e uno nello stesso giorno ricoverato in ospedale, morto anche lui. Nella stessa famiglia, una coppia nell'altro ramo, quindi questi 2 fratelli erano il genitore e la zia di un signore. Invece la moglie di questo signore aveva avuto la mamma e il papà morti anch'essi nello stesso giorno. Cioè il senso di questa cosa quindi è per gli altri. L'amore. E ricordatevi che queste sono storie che arrivano, e voi ben sapete cosa intendo, da coppie che sono messe insieme in un'altra epoca, quando i valori erano diversi, quando il mondo era più rallentato, quando quella era veramente l'unione che li aveva cementati per sempre. Non è più come adesso è tutto troppo veloce. Quindi ecco che accade sempre a quelle persone di una certa età che se ne vanno. Io ce ne ho decine di questi casi, di lui che aspetta la moglie in ospedale a avere notizie, la moglie muore, lui dopo pochi minuti muore anche lui, non sa neanche che è morta la moglie, per dire. È sempre così, ma è sempre l'anima che abbandona. Anche se vogliamo spettacolarizzare, anche Raimondo Vianello e Sandra Mondaini la stessa cosa, anche se poi se n'è andata qualche mese più tardi. Ma quel Raimondo urlato in quel modo ti dà il significato che la sua motivazione è finita. Mia madre se n'è andata perché ha desiderato di andarsene, perché aveva visto che mio padre ormai aveva trovato un'altra donna. Mia madre se n'è andata avvocato, tutta ad un pezzo, separata, e non aveva, io ho scoperto tanti anni dopo che non era neanche separata legalmente. Era semplicemente andata via di casa, perché ci sperava. Quando ha visto che non c'era più niente da fare, i figli grandi, a posto, io voglio andare via. E si è lasciata morire. Poi alla fine non so come abbia fatto, ma così è andata. Le motivazioni sono determinanti per la nostra vita. Conciso. 2 interpretazioni recenti hollywoodiane, Fallen e Incarnated, riflettono questi episodi. A parte questo, Bandius, esiste la magia o il pensiero magico, secondo lei? Esistono i maghi, ovviamente. No, per me la magia non esiste. Tanto per cominciare, non esistono neanche le invenzioni. Esistono le scoperte. Noi arriviamo a inventare quando è invece una scoperta, cioè scopriamo una cosa che funziona in un certo modo. Quindi non esiste quello che ha inventato il telefono. Esiste che abbiamo scoperto che esiste il telefono. Io faccio sempre un esempio. Se io prendessi questo telefono e andassi indietro di 2000 anni, e attenzione che 2000 anni della Terra sono paragonati a 7 giorni della nostra vita, ok? Quindi è niente, solo che noi con la nostra testa, più indietro di 2000 anni non siamo capaci di andare. Ma se io andassi con questo da Giulio Cesare, cosa mi farebbe? Cosa mi direbbe? Altro che inventore, magia. Giusto? Allora perché non posso accettare nella mia testa che venga qualcuno dal 4000, venga qui nel 2000 a farmi delle cose ancora più mirabolanti? Noi siamo già avanti con la tecnologia. Sono tutte scoperte che devono arrivare. La magia è semplicemente un potere del pensiero che diventa sempre, sempre più potente. E ci sono varie scuole, centroamericane, sudamericane, come si chiamano i menhir nella Britannia, ce ne sono dappertutto, ma è sempre tutta energia. Ricordatevi che è l'energia che governa il mondo, in varie situazioni, e tutto si trasforma. Quello che prima era solido adesso è acqueo. Io poi tra l'altro non credo neanche, e non mi chiedete adesso perché non posso, è troppo lunga, non credo neanche né nell'evoluzione né nella creazione. Vedete un po' come sto messo? E allora direte, ma quello allora cosa crede? Boh. Né nell'evoluzione darwiniana né nella creazione classica dei nostri insegnamenti.
Ma perché? Perché mi hanno portato, mi hanno fatto vedere, mi hanno spiegato e mi hanno convinto. Ovviamente questa è la mia verità. E ci sto dentro bene, attenzione. Comunque mi fa molto piacere vedervi così numerosi. Non so se ancora se siete zitti perché avete sonno. Fame? Non avete mangiato? Ecco, il digiuno per esempio fa benissimo. Vi dirò anche tante tecniche per vivere più a lungo dal punto di vista salutare, sempre le mie convinzioni. Come si fa a vivere più a lungo a livello di salute, con piccoli meccanismi accorgimenti, soprattutto non impegnativi e soprattutto che posso portare avanti nel tempo, perché il problema poi è mantenere certe cose, no? Quindi come posso farlo senza arrivare a dire oh Madonna, sta roba qui non ce la farò mai? Vi spiegherò anche quello. Ok. Rinaldo, ma tu vieni domenica 26, no, vero? Avrai da fare, vero? Ok, grazie a tutti, ripasso il microfono, è stato un vero piacere. Io vado sempre in giro con la mia compagna preferita, che adesso ve la presento. Eccola qua. Lei si chiama Perla, ha 12 anni e mezzo, l'ho trovata in mezzo a un campo e purtroppo un anno e mezzo fa una zecca l'ha morsa e gli ha creato un glaucoma e abbiamo dovuto purtroppo tirare via l'occhio, ma è un grande insegnamento, la vita per lei è bellissima lo stesso e quindi ci insegna sempre tante cose. Grazie, grazie a Marco, grazie a tutti.